Il Franco Fabbrica Show. Grazie. Ma prima vorrei far capire perché è nata questa canzone, perché siamo stati incaricati da Regione Veneto di far venire le persone nel Veneto a vedere le nostre bellezze, quindi abbiamo preso questa famosa strada, la Ponte Bana, l'abbiamo percorsa in lungo e in largo e abbiamo scoperto che di giorno ci fa vedere tutte le bellezze del Veneto. Ma di notte anche quelle dei paesi dell'est, le bellezze extracomunitarie. Benissimo, e qui è nata questa canzone, tutti per voi, la Ponte Bana. Storia di uomini soli, romanticissima. Saranno più di 20 anni che non vado con una mucciaccia. Ricordo l'ultima volta, caramba che figuraccia. Ma stasera è veramente duro rimanere fra queste mura. Ho bisogno di andare fuori in cerca di un'avventura. Perché no? Questa sera io uscirò, una donna ricercherò. Andrò sulla Ponte Bana. Porum pom pom, porum porum pom pero pero, porum porum pom pero pero, porum porum pom pom. Ma vediamo chi ha trovato. Le ho visto come si chiama? Ha risposto Maria Dolores. Era sudamericana, la sua pelle era di colore, alta più di 1,80 m, con la minigonna rossa, 44 di scarpe e la voce molto grossa. Ehi, lei ci sapeva fare però, e m'ha fatto morire però, di notte sulla Ponte Bana. Porum pom pom, porum porum pom pero pero, porum porum pom pero pero, porum porum pom pom, porum pom pom, porum porum pom pero pero, porum porum pom pero pero, porum porum pom pom. Attenzione, il gran finale. Alla fine colpo di scena. Attenti. Ho notato una cosa strana. Occhio. Ho visto qualcosa muoversi sotto la sua sottana. Era meglio se restavo a casa A fare il solito solitario. Ho scoperto con gran dolore che la Maria si chiamava Mario. Questa no, io non me l'aspettavo però, anche se è stato bello però. Maledetta